Signorina, da quanto tempo viene a vedere la RAI? Da me? Da 5 anni, ogni domenica. Come mai viene 3 ore prima? Perché la palestra è talmente piccola che per trovare un posto devo venire prima. Adesso sono qui a San Antonio e sto per andare a fare allenamento, infatti sono vestito da Spur e pensare che così sono passati quasi 40 anni da quegli anni fa un effetto notevole. Della misericordia, di tutto quello che girava attorno alla misericordia, ho una marea di ricordi dalla passeggiata da Piazzale Roma, dove io arrivavo in autobus da Mestre, i ponti, poi l'ultimo pezzo. Di solito era un cammino trafelato per non arrivare in ritardo all'allenamento, poi quando si salivano le scale dentro si passava davanti alla casa del custode e finalmente dopo un'altra rampa si entrava subito, per chi se lo ricorda, nella zona dedicata alla ginnastica artistica, e poi ovviamente il campo, gli affreschi, le luci, l'allenamento della prima squadra con questi grandissimi giocatori inarrivabili, la classe di Gorghetto, la potenza fisica di Carraro, Steve Owes, Sauro Bufalini, che era un personaggio incredibile, Zorzi con i suoi Bermuda americani, così come tutti gli altri allenatori del settore giovanile, Renato Vianello, l'allenatore a cui devo la mia carriera giovanile, ma a cui devo soprattutto l'ispirazione, la voglia, l'insanità mentale per provare a fare l'allenatore. Poi tornando alla misericordia, ricordo direttamente collegato a questo le partite. Ho un ricordo di questo rumore di piedi che battevano sulle gradinate di legno, i giocatori così vicini che bastava allungare una mano e si potevano toccare, le panchine a 2 gradoni uno sopra l'altro, dove poi mi sono seduto anch'io sia da giocatore, da giovane giocatore, che da allenatore. Insomma è stata una cosa bella. Poter spiegare cos'è la palestra della misericordia ad un non veneziano che non l'abbia vissuta è un po' difficile, ci vogliono delle immagini per poterlo capire. Questa struttura, nata probabilmente per questioni mercantili, il piano terra è una basilica, ha 24 coppie di colonne che sono una cosa eccezionale, ed era un deposito di non so cosa. Il piano sopra era la palestra, dimensioni enormi per il tempo in cui era stata costruita, altezza 20 metri il piano terra e altri 20 metri il piano sopra, larghezza 30 metri, e noi c'eravamo dentro a correre e a saltare e attorno il pubblico a gridare e a sgolarsi per favorire una squadra. Quanto per me era una cosa normale e naturale, quando poi qualcuno veniva, vedevano le foto, era completamente sta scuola affrescata, e una palestra al 5° piano con le finestre, era veramente una roba inspiegabile. Penso che faccia parte di un patrimonio proprio anche culturalmente così lontano dai tempi di adesso, così particolare e così originale, perché con l'acqua da una parte, il primo piano, le pietre, la polvere, il sudore, le scale, il custode, c'è tutta una serie gli affreschi, no? C'è una serie di stranezze, diciamo così, che nulla teoricamente avevano a che vedere col basket, ma invece proprio per questo l'hanno risaltato ancora di più, l'hanno risaltato nella memoria storica, per cui la Reyer era associata alla misericordia per quello che è stato in quegli anni, per Venezia, per quello che rappresentava non solo la Venezia ovviamente. La Reyer non è solamente uno spazio, è un'emozione, ecco, direi questo. La Reyer è un'emozione, chi appartiene alla squadra di quegli anni e chi anche senza appartenere alla squadra
ma veniva a vedere le partite della squadra, era una sorta di club nel quale entravano delle persone che tenevano la squadra e i giocatori, quindi era veramente uno stato d'animo, direi. Bisognava vederlo. No, penso che la Misericordia era il palazzetto ideale per Venezia, era proprio, cioè, doveva essere quello, nel contesto veneziano, eccetera. Però era sicuramente un grosso vantaggio per noi. Una palestra particolare come la Misericordia non ho più trovato in tutto il mondo, infatti. Perché io ho girato abbastanza anche con la nazionale, quindi non mi ricordo di aver trovato un altro posto uguale. Un palazzetto particolare l'ho trovato al Cairo, dove abbiamo fatto una partita con il resto d'Europa e il terreno non era in parquet ma era proprio in terra battuta. La prima volta che sono entrato alla Misericordia il primo pensiero è stato: qui sono tutti matti. Qui sono tutti matti perché non è possibile lasciare in mano a degli scriteriati giocatori ventenni un patrimonio straordinario così unico. E mi ricordo si faceva l'allenamento molto spesso tirando il pallone contro il muro. Immaginatevi quale poteva essere la reazione la prima volta che si è entrati in questo straordinario ambiente che poi è stata la forza vincente di una squadra bella, tosta, che vinceva, orgogliosa di giocare in questo campo. La prima volta è stata proprio l'autunno del 73, il mio primo anno in Italia, per una partita amichevole, contro la Raiders, che era una bellissima squadra con Zorzi in panchina, con Buffolini, con Steve Hawes e i 3 bambini, Gorghetto, Milani, Carraro. Abbiamo perso l'amichevole fra l'altro, però ovviamente il grande pubblico, pur essendo un posto piccolo, però salire 4 piani per giocare in una scuola chiesa, non so come descriverlo, in Europa, allenato in diversi campi di grande fascino, Palalido Milano, anche che è stato per me di grande fascino, Pesaro e Misericordia. Poi in America ho avuto l'onore di allenare alla palestra di Philadelphia, però la Misericordia è il top, altre sono magari uguali in fascino per me, ma io dico a tutti in America, ho allenato all'equivalente della palestra di Philadelphia in Italia. Dico, ma quanti posti ha? Perché la palestra ha 9.200, no? Dico, avrà 1.200 posti, ma come? È una cosa piccola. Non si misura la Misericordia con la capienza, è un'altra cosa, un fascino, è come entrare in un santuario, una chiesa, una cosa del tutto particolare. Ha avuto un grande effetto su di noi, soprattutto noi americani, straniero, innanzitutto gli americani, queste cose di storia hanno grande fascino per noi, e Misericordia è stata così per me. È incredibile, si gioca qui. Arrivi in questa città da favola e ti portano, arrivi e dicono si gioca in quella chiesa. Cercheremo di fare poco rumore. È molto unica, perché avevo visto tanti campi e arena, ma come era fatto con il campo e i tifosi da 1 metro o 2 metri così, e non tantissimi, avevo visto le sedi per non so, 800, 900, era molto unica. Poi, e mi ricordo il primo allenamento, sono appena arrivato all'allenamento e mi riscaldavo un po' con palle, ho fatto così contro i muri e c'era Tony Gennari, un italo-americano sulla squadra, e è venuto a me e ha detto Steve, non fare così in inglese, e questi sono affreschi dal 1300 per 400, non vogliono che ti rompano così, perché io non avevo mai visto un affresco, solo nei libri che ho guardato, per me era incredibile. Poi come arrivi in questo tempio devi fare una scalinata abbastanza lunga
ti dà già il timbro di quello che sarà, quello che ti aspetta dopo, quindi la difficoltà della partita, il pubblico attaccato, però soprattutto l'ambiente perché vedi questi finestroni che ricordano molto una chiesa, per cui entri e rimani un pochettino così sbalestrato, ma allo stesso tempo c'è il fascino di giocare, perché è bellissimo giocare. Mi è sempre piaciuto molto di più giocare in campi piccoli, dove hai il fiato della gente sul collo che ti dà quella benzina, quell'adrenalina che ti fa giocare sempre al meglio, dove non ti perdonano niente. Quando giochi in palazzi da 20.000 il pubblico è talmente distante, talmente asettico quasi, che perdi un pochettino di pathos. Al termine di una partita tirata allo spasimo, la Splügenreier di Venezia ha battuto i campioni d'Italia della Ignis di Varese dopo 2 drammatici tempi supplementari, pure giocati, non è retorico dirlo, col cuore in bocca. Una Splügen generosa oltre ogni dire, tenace e caparbia nonostante si fosse trovata con un distacco al passivo nel primo tempo di 12 punti e che ha piegato l'Ignis grazie a un agonismo che ha sorretto Vianello e i suoi compagni in una rincorsa entusiasmante. Il pubblico era meraviglioso e noi eravamo l'Ignis che negli anni 70 eravamo una delle prime 2 squadre in Italia, però applaudiva in modo spassionato le azioni dell'Ignis, però sosteneva in una maniera incredibile la squadra di casa. Un pubblico ideale. Negli ultimi minuti di gioco la Reier è riuscita a portarsi sul 77-72, controllando i varesini scatenati in un ritorno disperato. A 12 secondi dal termine Gennari riusciva ancora a riportare avanti di un punto la Ignis, ma sul contropiede Guadagnino, quando mancavano 2 secondi soltanto alla fine, metteva a segno il canestro decisivo tra l'esplosione degli spettatori veneziani. Il pubblico della Misericordia era un pubblico bello caldo perché poi c'era grande passione, tutti stretti, tutti rigorosamente in piedi, e era un pubblico anche competente, nel senso che si faceva il tifo per la squadra, faceva un tifo contro gli avversari in maniera molto goliardica, nel senso che c'erano dei cori abbastanza divertenti, dalla presentazione della squadra in poi. Tosto. Era quello che ti entravi già in campo e te li trovi come se fossero seduti in panchina, perché in pratica era talmente vicino, erano vicini al canestro, erano vicini lungo le linee laterali. E già la presentazione, quando facevano il tuo nome ti gridavano "Bueo!", allora già lì capivi l'antifona. Il pubblico della Misericordia era il sesto uomo della Reier, perché quando tu entravi in questa palestra era un delirio, cioè tutti che battevano i piedi, tutti che urlavano, cioè era una cosa devastante. Quando tu riuscivi a vincere qua avevi fatto un bel passo, perché qua era quasi impossibile vincere. Era un pubblico di un'intelligenza superiore. Era favoloso perché non ho mai sentito un pubblico come quello, nel senso che non ho mai sentito un fischio indirizzato a un giocatore nostro che non giocasse al suo meglio. Cioè ha sempre incitato i giocatori, anche quelli che sbagliavano, a far meglio, e così succedeva. Molto competente, molto ironico, con noi anche paziente, perché delle volte facciamo delle cose, se le dovessimo guardare adesso. Mi ricordo il primo anno, alla 5ª giornata arriva il Simmental. Un ricordo indimenticabile, perché mi ricordo il suo in spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, che non ci capivamo, non si riusciva a sentire Zorzi che ci parlava dal fragore del pubblico che era già impazzito.
quelle poche volte che la Reyer usciva sconfitta dalla Misericordia, molto spesso i giocatori entravano negli spogliatoi coperti dagli applausi. Era il pubblico più temuto, diciamo, del campionato italiano, perché a parte che era correttissimo, da questo punto di vista non si poteva dire assolutamente niente, però era veramente vicino, eravamo, mi ricordo, anche solo in panchina seduti uno dietro l'altro, perché non c'era neanche la possibilità di stare uno di fianco all'altro. I tifosi della Misericordia non abbiamo mai visto qualcosa così, calienti, emozionali, ma anche una gente molto intelligente di pallacanestro, capiscono il pallacanestro e avevano un grande rispetto per il gioco, ma cantavano, urlavano sempre, era una cosa molto molto bella. Mi piacerebbe poter dire che il pubblico che ho amato di più è stato il pubblico piemontese, perché sono piemontese, ma in realtà non è così. Il pubblico che ho amato di più è stato il pubblico della Misericordia, perché voleva bene ai giocatori, affettuoso. Io venivo da una città, Gorizia, adorabile finché vuole, ma dove si veniva controllati, se si usciva il venerdì sera fino alle 10, alle 11 di sera. E poi il calore durante la partita del pubblico della Misericordia, con i piedi che picchiavano sul legno, erano un migliaio di persone, ma sembrava ce ne fossero 10.000, e sempre generosi, raramente critici, ti incontravano per la strada e si vedeva che ti volevano bene. Io ho un ricordo del Venetian, tifoso straordinario. Io al Misericordia ho giocato sia come avversario che come giocatore, e quando venivo da avversario un po' temevo il pubblico e l'ambiente, però dopo bisogna rispondere alla propria squadra e quindi ho vinto e ho perso, insomma, ecco. Venezia e i tifosi veneziani sono stati quelli che sono rimasti nel mio cuore, mi hanno sempre trattato con molto affetto, anche perché dopo la parentesi da giocatore sono tornato come allenatore, però diciamo la parentesi da giocatore è stata la più bella. Posso raccontare la storia? Okay. Era pieno, ma pieno, tutto, poi caldo dentro, molto in camicia bianca. E un po' prima della partita, 5 minuti prima del palla 2, c'era stato abbastanza silenzio lì dentro. E un tifoso, io ero lì nella panchina, c'è l'altra panchina qua al fondo campo là, e un tifoso ha detto Peterson, ok, sentivo il mio nome stupidamente, mi sono girato da quella parte lì, fai conto, 500 voci in coro, Reccion, okay? E quindi e non sapeva cosa significava, allora ho chiesto al mio vice allenatore Ettore Zucchero, cosa hanno detto? Cioè, coach, ti spiego dopo la partita, ok? Quindi disse, però un consiglio, non girare più da quella parte lì, ok? Quindi è stata un'accoglienza fantastica. Il pubblico di Venezia non è mai stato molto benevolo con te, oltre. Ma come tutti i campi, non erano gli unici. Ma devo dire che la cosa cominciava e finiva proprio lì nella partita. Io ricordo di un pubblico che, specialmente nelle partite di cartello, mi riferisco a Simmental o Varese o Bologna, era di grande sostentamento per noi. Noi contro queste grandi squadre sapevamo di essere inferiori tecnicamente,
loro avevano i nomi. Di una cosa però noi eravamo sicuri, avevamo un pubblico che anche in campi tipo Milano, Bologna, con più gente, non avevano l'affetto, il calore e il sostegno che avevamo noi, ma soprattutto noi avevamo rispetto a loro una caratteristica, ed era il cuore di questa squadra, di far parte di questa squadra, il cuore e l'entusiasmo, ed era questo che noi più di qualche volta alla Misericordia ha fatto ottenere dei risultati che nessuno il giorno prima si sarebbe mai immaginato. È una cosa indescrivibile perché noi si giocava proprio a stretto contatto col pubblico. Addirittura quando si facevano le rimesse il pubblico veniva a contatto fisico con il giocatore, che se era la squadra di casa avevi la pacchetta sul sedere, se era la squadra avversaria qualche volta c'era un po' di tutto, ma l'urlo, il famoso urlo della Misericordia, quello se lo ricorderanno tutti coloro che erano in quel periodo, era un urlo che trascinava la squadra e creava qualche problema alle squadre avversarie. L'urlo che faceva gli sportivi in palestra era una roba impressionante. Ti tirava su anche se non ti avevi voglia di giocare. Ti saltavi, ti giocavi, ti correvi, ti spuavi il sangue, ma ti avevi da vincere. Anche quando passo lì sul ponte mi sembra di sentire sempre l'urlo di quando si arrivava. Ero sempre un po' prima durante le partite e già sentivi, una volta girato l'angolo e salito sul ponte, già sentivi la pentola bollire. Trascinati da un ottimo Carraro, gran regista e ispiratore di tutte le trame offensive, e qui lo vediamo andare a canestro, hanno rintuzzato la fiammata iniziale della Mobil Girgi, passando in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Poi, come dicevo, è stata tutta un'altalena, nuovamente in vantaggio gli ospiti al nono per 15-14, in vantaggio la Canol al 12° per 24-23 e così via per tutto l'entusiasmante incontro. Fantastico, e qua non solo fantastico per il calore e l'incitamento, per la creatività dei cori e per la capacità di infondere un'energia straordinaria nei giocatori. Era secondo me un qualcosa di straordinario perché il pubblico della Misericordia era portatore di una cultura anglosassone, e cioè loro sostenevano la squadra a prescindere dal risultato. Per noi erano anni molto speciali nella nostra vita e vediamo che quei anni erano anche molto speciali per i veneziani sportivi qui, per i tifosi. Il pubblico della Misericordia per me era l'unico che c'era. Inequivocabile sconfitta della Forst a Venezia e di contro esaltante vittoria della Canon Rayer, vittoria che ha dimostrato come la squadra veneziana abbia tutti i numeri per ben figurare nella pool scudetto. Nella vecchia sala della Misericordia i campioni d'Italia hanno dovuto subire l'attacco a volte travolgente del quintetto allenato da Zorzi, il quale ha saputo condurre la gara dalla panchina con saggio raziocinio, dosando le forze dei suoi ragazzi e sapendole adeguare a quelle dei più rinomati avversari di Cantù. Ma il pubblico della Misericordia era veramente fantastico. Venire a giocare qui era come ti posso dire, andare in un caos totale, dove la gente esultava, dove picchiava i piedi sulle tribune e sembrava di crollare giù sotto al pian terreno da un momento all'altro. Quindi giocare qui era veramente difficile perché era un ambiente infuocato, sempre corretto però. La tattica veneziana è stata quella di bloccare le iniziative dei campioni d'Italia nel primo tempo per poi partire in attacco deciso nella ripresa. Il primo tempo infatti si è concluso in parità 48-48 dopo un continuo susseguirsi di botte e risposte. Nel secondo i veneziani sono partiti in velocità, sorretti dall'azione intelligente di Carraro e dalla lucida determinazione di Stahl, ottimo nei tiri a media distanza e nei rimbalzi. Non altrettanto felice, sull'altro fronte, il comportamento di Linard a disagio sotto la guardia della difesa veneziana. Anche Marzorati, che pure è stato come sempre l'uomo da cui partiva ogni azione della Forst, ha avuto momenti di difficoltà.
La Canon ha accumulato subito, appena iniziata la ripresa, la serie dei vantaggi che sono aumentati sempre più fino a raggiungere i 13 punti alla metà del tempo. Verso la fine la Forst si è proiettata in pressing, ma i veneziani, malgrado l'uscita per 5 falli di Pieric e poi di Stahl, hanno saputo contenere l'azione dei campioni, riuscendo a terminare la gara vittoriosamente per 101-97. Se devo ricordare un episodio un po' divertente, un po' particolare, credo che la partita del Metro contro la Virtus Bologna sia un qualche cosa che è rimasto nella memoria storica della Reyer e dei suoi spettatori. Quella famosa del Metro, la prima partita contro Bologna che abbiamo vinto alla grande. Sono venuti qua alla Misericordia e come sempre le hanno prese. Allora, all'epoca c'era la necessità di rispettare alcune misure del campo che erano imposte dalla federazione. Qui vincere era molto difficile e ci pensò anche una volta l'avvocato Porelli con la famosa storia del metro, si mise a misurare la distanza tra il pubblico e il campo. Allora Porelli fece il famoso ricorso perché il campo non era regolamentare, la federazione decise di far ripetere la partita. Mi ricordo che l'avvocato Porelli insieme a Pepoli, la sua guardia del corpo, presero il metro, andarono a misurare a bordo campo con tutta la gente che li infamava a destra e a sinistra. Allora la partita l'abbiamo vinta, ma l'avvocato Porelli, forte appunto della sua posizione di presidente della società, avvocato esperto, fece sì che abbiamo ripetuto la partita. Per cui preparammo la partita con molta determinazione, ma anche con un po' di ansia, perché effettivamente era una squadra molto ma molto forte e non c'era scritto da nessuna parte che noi saremmo riusciti a vincere ancora. E sono stati spazzati via con una super partita di Daniele Milani che segnò 25 punti. La partita fu rifatta e ci massacrarono, perdemmo 17-18 punti. Noi eravamo tutti molto carichi e alla fine gli abbiamo dato una suonata storica. E all'improvviso, verso la fine, oltre al coro per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà, uscirono dalle tasche dei tifosi reierini centinaia e centinaia di metri lineari col famoso coro. E adesso il metro... Adesso il metro è dentro il tuo culo. Perché c'è una differenza di un metro, non puoi... Era un momento veramente bello quello, perché poi era intonato e cantato, e all'inizio non capivano gli avversari, sembrava un canto, tipo un canto religioso, invece alla fine... Per i miseri implora perdono. Per i miseri implora perdono. Per i miseri implora perdono. Per i deboli implora pietà. Ed erano sempre gli avversari, logicamente. Per i deboli implora pietà. Per i miseri implora perdono. Per i deboli implora pietà.
Per i miseri implora perdono e per i deboli implora pietà. Impossibile dimenticarlo, anche perché era molto attinente alla misericordia. Per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà. Ma lo faceva così bene, così con passione, che era voglia di cantare anche stonato. Il famoso per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà. Questo tutto il pubblico in una palestra, la palestra della misericordia contenuta, potete immaginare cosa creava. Per i deboli implora pietà. Portare i figli e le figlie a vivere per un minuto l'ossigeno che si respira dentro la misericordia. Devo dire che senza di voi non avrei saputo giocare con quella intensità, sia io che tutte le squadre avversarie. Per me sono stati anni stupendi, sia all'inizio quando ho cominciato come giocatore, perché ero ancora un ragazzo da 15 anni, e sia naturalmente anche gli ultimi 5 anni in cui ho rivestito la maglia gloriosa della Reyer. Ci sono stati anni bellissimi e per questo torniamo quando possiamo. Mi piacerebbe che riorganizzasse una partita con noi dentro a respirare per l'atmosfera assolutamente unica ed irripetibile. Io voglio bene a tutti i tifosi della Reyer. Al pubblico veneziano della Reyer dico: bondi fiori, duri i banchi. Finita tutta la storia della misericordia, mi ricordo che con Gorghetto siamo rimasti sempre in contatto, anche adesso intanto ci si vede, ma siamo andati a Venezia come turisti. Eravamo io, Bruno Bogarelli, Giulio Iellini, eravamo in 3 o 4, Renzo Bariviera, e allora con lo zio di Stefano siamo andati col taxi, col motoscafo siamo andati a Torcello. E la cosa che ci faceva impazzire tutti era che lo zio di Gorghetto lo chiamavano Occhi de Fata, perché aveva gli occhi, diciamo, che non erano perfettamente allineati, ma che era una persona fantastica, dolcissima, eccetera, ma che ci ha fatto impazzire da ridere. È stata una delle più belle giornate che abbia vissuto lì a Venezia. Grande Occhi de Fata! Venezia. Basket di gran livello nella città della Laguna. La squadra locale ha affrontato i viennesi della Milde Sorte per un incontro che ha segnato l'addio alla palestra della Misericordia dal nome dell'antica chiesa sconsacrata e che è stata la culla di questo sport per i veneziani. Lasciamo la parola al vicepresidente della squadra Sandro Manganiello per spiegarci le ragioni di questo addio. Direi proprio di sì, ha un valore storico. Diciamo che il fatto che la Reyer lasci la Misericordia significa la fine di un'epoca,
un'epoca diciamo romantica dello sport, del basket e dello sport in genere. Una partita molto importante dunque, con la quale il basket veneziano ha salutato un'era che ha avuto i suoi grandi traguardi per aprire una fase nuova nell'impianto attuale che il successo e i progressi della pallacanestro hanno reso necessario anche in Italia. Il basket è ancora in ascesa dovunque e lo ha dimostrato il quintetto della Milde Sorte, che a casa sua in Austria è una squadra di punta. Logico quindi che per i veneziani sia apparso come un ostacolo tutt'altro che facile. In Austria come in Italia sono del resto i giocatori americani quelli che hanno fatto scuola e la Milde Sorte ne ha inseriti 2 nella tournée che ha visto questa squadra, sponsorizzata nel proprio paese da un'industria molto vicina allo sport, giocare in diverse città italiane oltre a Venezia. Avanti col basket dunque, e per gli spettatori le emozioni non sono mancate. La vittoria alla fine è andata al team veneziano, che è quanto dire che il congedo dalla palestra della Misericordia è avvenuto nel migliore dei modi, vincendo nel nome dello sport. That I